Oggi sono stato invitato qua, siamo nella campagna di Mamojada, è un bellissimo posto, vedete, tutto in pietra, molto bellino. Insomma, mangeremo qui oggi pranzo con i pastori, poi vi farò vedere anche qui attorno, tutto molto bello. Oggi mangeremo qui sotto la pergola. Le comitive dei turisti sono già arrivate, quindi è tutto quasi pronto, dobbiamo aspettare ancora un po', però ci siamo. Allora, qua si comincia, accompagnati ovviamente dalla musica tipica, perché è un pranzo tipico, ha bisogno della musica tipica. Si comincia la mescita e attendiamo gli antipastini che stanno arrivando. Questi sono gli antipastini che vengono portati uno ciascuno, quindi si comincia così, e proseguiamo, devo ancora intingere, però ce la farò. Cominciamo bene, voilà. Scendiamo un po', vediamo come siamo messi a livelli di cucina. So che tutto sta andando per il meglio. Vediamo. E allora, eccoci. Possiamo vedere cosa bolle in pentola? Guarda cosa bolle in pentola, le patate, cipolle, carne. Che bella cosa. Pecora ovviamente. Di pecora, la pecora con le patate. Che bella. Grazie, grazie. Avanti, avanti. E poi abbiamo anche l'oro. Siamo a buon punto. Già pronto. Già pronto? Sì, è da mangiare. Ah, che bellino. Vediamo al caldo. E certo. Non male, direi. Stupendo. Bellissimo paesaggio. Si sta molto bene. Voilà. Ecco un po' di carne, è arrivata. No, prego, ci mancherebbe. Prego. Quindi carne, ci sono anche le patate, per chi vuole. Io mi concentro sulla cipolla e sulla carne. E poi aspettiamo anche il secondo. Sì, adesso serviamo anche lei. No, dico lei fa... Bello. Buona. No. Ah, sì? Io ho una pagina, quindi adesso sto facendo un video per la pagina, poi vi racconto. Comunque questa è pecora bollita con la ricetta tipica sarda che prevede patate e cipolla. Io appunto prediligo la cipolla, però questo è un bel mangiare, un bel vedere anche. Quindi andiamo avanti. Ce ne freghiamo. Andiamo avanti, ce la faremo, in qualche modo ce la faremo. Prometto che ce la faremo. Non poteva mancare anche un po' di maialetto, signori. Questo sembra bello, buono, giusto, culturale. Sembra perfetta. Lingua non è vero, testa non è vero, ma arriverà anche la testa e la lingua. Però ce la faremo anche perché comunque c'è ancora vino, finché c'è vino c'è speranza, se non c'è vino ce lo facciamo portare. Quindi si va avanti, signori. Buon appetito qui da Mamojada. Saluti. E questi cosa sono? Come si chiamano? Coconedda. Io non la prendo, va. Vediamo com'è. Ora la faccio vedere aperta. Pane dolce. Molto buono, molto buono. Signori, salute. Voilà.